Senza conoscere nel dettaglio il progetto del PUC sul Torriglia non si può programmare il futuro della struttura, così il presidente della Fondazione Arnaldo Monteverde, che fa risalire all'assenza di certezze le spaccature interne al Consiglio d'amministrazione. Se da una parte il Comune vuole realizzare l'ampliamento del Torriglia, coinvolgendo le aree dell'attuale depuratore in un intervento d'insieme, dall'altra i vertici del Torriglia avvertono per il momento una mancanza di programmazione. A preoccupare Monteverde è soprattutto la proposta della Giunta di Capua di avviare i lavori con un mutuo da 4,5 milioni di euro. L'introito, derivante dal maggior numero di anziani ospitati, secondo il Comune, permetterebbe di far fronte alle spese, raggiungere l'equilibrio finanziario, risistemare gli immobili per farli diventare virtuosi. Per rispondere alle esigenze degli anziani del territorio, dice però Silvia Garibaldi di Noi di Chiavari, il Torriglia rischia di perdere il patrimonio economico e immobiliare. Nei primi anni di mutuo, ad ampliamento ancora in corso, la struttura come farà fronte alle rate, chiede la Garibaldi, che mette in guardia sul rischio di prendere decisioni avventate in un momento in cui il nuovo PUC è in fase di discussione ed è tornato in vigore il vecchio PRG della Giunta Agostino. Sul tema Monteverde si riserva di presentare i dati sulla situazione economica del Torriglia nei prossimi giorni, questo mentre nell'amministrazione comunale i consiglieri Giardini e Corticelli hanno restituito le deleghe. Su questo il sindaco si è espresso così. Ne prendo atto, un po' mi rattrista, e il mio obiettivo, quello dell'ampliamento della casa di riposo, è confermato nel PUC che è stato approvato, che completerà l'iter entro fine settembre, e il Comune avrà anche un ruolo importante in quanto quest'area qui, che è l'area di maggior pregio di Chiavari, prevede il coinvolgimento diretto del Comune per le aree che adesso sono occupate dal depuratore. Il mio sogno di ampliare la casa di riposo lo vedo di difficile realizzazione nell'arco dei 3 anni e mezzo che mi rimangono. A livello delega verranno sostituiti oppure no? Penso che queste deleghe me le terrò per me e andiamo avanti così.